Oggi parliamo di una ferita, ma anche di una forza incredibile, il terremoto del Friuli, 6 maggio 1976. Esatto, un evento che non fu solo una catastrofe, ma che ha davvero segnato la storia della regione. Sì, ha ridisegnato il territorio, la comunità. Abbiamo, diciamo, diverse fonti, resoconti storici, dati sulla ricostruzione, persino poesie, eh? Sì, come quella sull'Orcolat. Esatto. Cerchiamo di capire cosa successe, ma soprattutto come da quelle macerie sia nato un modello di resilienza, ammirato ancora oggi. Assolutamente. Parliamo di uno dei sismi più gravi del Novecento in Italia. L'impatto fu devastante. Epicentro tra Gemona e Artegna, giusto? Proprio lì. Ma l'onda d'urto colpì un'area vastissima. Il momento chiave. 6 maggio, ore 21. Una scossa tremenda. 6,5 Richter. Che in Squala Mercalli vuol dire distruzione quasi totale, grado 9-10. Le conseguenze, purtroppo, immediate. Tragiche. Quasi 1000 vittime. E decine di migliaia di sfollati, senza casa. Danni enormi, in più di 100 comuni. Fu uno sciocco collettivo. Lo chiamarono Orcolat, come l'orco delle leggende friulane. C'è quella poesia di Zanier, l'Orculat. Sì, cattura bene quel terrore, quell'impotenza. Ma non finì lì, vero? No, purtroppo. Bisogna ricordare le scosse di settembre, fortissime. L'11 e il 15 settembre, mi pare. Esatto, magnitudo fino a 6,0. Colpirono zone già in ginocchio. Venzone, Gemona, Osopo. Sbriciolate. Certo. E poi c'erano fattori che amplificarono i danni. La geologia, la posizione dei paesi, forse l'età degli edifici. Sicuramente. Molti centri storici erano arroccati, costruiti secoli prima. Questo purtroppo contribuì. Eppure la reazione della gente fu quasi immediata. C'è quella frase in friulano, no? Sì, bellissima. Novin di vacoi, ma dome di tornare a far su. Che significa? Sì, certo. E poi la nomina quasi immediata di un commissario straordinario, Giuseppe Zamberletti, figura chiave. E da lì nacque il famoso modello Friuli. Esattamente, una gestione della ricostruzione che divenne un esempio, efficiente, partecipata. Con quella filosofia un po' particolare, no? Sì, quella attribuita a Monsignor Battisti, l'arcivescovo di Udine. Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. Prima il lavoro, quindi. Proprio così. L'idea, diciamo geniale, fu dare priorità al lavoro per riattivare subito il tessuto sociale ed economico. Fu questo a trainare la ripresa, anche psicologica. E come funzionava in pratica? Fondi statali, ma gestiti come? I fondi c'erano, ma la gestione fu molto decentrata. Decisioni prese a livello locale, con un controllo rigoroso però. Quindi responsabilità alle comunità. Esatto. E questa esperienza fu talmente importante che, diciamo, diede l'impulso decisivo per creare la moderna protezione civile italiana. Ah, davvero? Quindi l'organizzazione attuale deve molto a quell'esperienza. Moltissimo. Il coordinamento centrale, l'esecuzione locale, il ruolo del volontariato organizzato, tutto nasce un po' da lì. Parlando di ricostruzione, c'è un simbolo su tutti. Venzone. Praticamente rasa al suolo. Sì, Venzone è il caso emblematico. Di fronte a quella devastazione, la comunità fece una scelta fortissima. Quale? Sostenuta da una petizione popolare, decisero di ricostruire dov'era e com'era. Immagino cosa abbia significato. Un lavoro immane. Incredibile! Si misero a recuperare e catalogare le pietre originali, una per una, specialmente per il Duomo di Sant'Andrea. Quante pietre! Ci sono numeri. Pensa, solo per il Duomo. Circa 8.000 pietre squadrate. Furono schedate, numerate. 8.000? 8.000? Un lavoro da certosini, veramente. Assolutamente. Si chiama anastilosi questa tecnica. Ricostruire usando i pezzi originali crollati. Ma non è solo rimettere insieme i muri, immagino. No, no, è molto di più. È ricomporre la storia, preservare la memoria materiale, con un rigore filologico pazzesco. Cioè, distinguendo l'originale dal nuovo. Esattamente. Le pietre originali ricollocate al loro posto, le integrazioni necessarie lasciate riconoscibili. Così testimoni l'evento, ma restituisci l'anima storica del luogo. Ci sono voluti anni, fino al 1995 per il Duomo. Incredibile. Quindi il Friuli ci lascia questa doppia eredità. La distruzione, certo, ma soprattutto questa rinascita collettiva. Un modello. Sì, il modello Friuli. Pragmatismo, spirito comunitario, rimane un riferimento. E poi quel motto. Il Friuli ringrazia e non dimentica. Bellissimo. Già. E questa memoria continua.
Sai che per il 50° anniversario, nel 2026, Cosa stanno preparando? la Regione e l'Università di Udine stanno creando un grande archivio digitale. Si chiamerà La Forza della Terra, Bello. per rendere tutto accessibile. Esatto. Documenti, testimonianze. Per tutti, studiosi, nuove generazioni. Ci sarà anche una sede fisica, a Gemona, a Palazzo Scarpa. Ottima iniziativa. Allora, per chiudere, sono passati quasi 50 anni. Al di là di quell'evento specifico, cosa possiamo imparare oggi da quella risposta collettiva del Friuli? Per le sfide che abbiamo adesso, intendo.